martedì 6 maggio, buongiorno Sicilia da Angelo Gagliano. E da Emanuela Corsi, buongiorno. Fra poco da Emanuela per leggere insieme prima i quotidiani, quelli regionali e poi quelli nazionali, ma intanto le notizie. Un'ultima ora, un piromane è stato arrestato dai carabinieri, appiccava il fuoco per far rigenerare l'erba per il pascolo. Il 59enne, che è originario di Taormina, era stato già arrestato per estorsione aggravata. Ha bruciato in più occasioni i terreni, in un caso ha incenerito un'intera collina con le fiamme che hanno distrutto persino il suo camion. Un 59enne di Taormina è stato arrestato dai carabinieri con l'accusa di incendio boschivo aggravato dal grave danno ambientale e dalla determinazione di un pericolo per gli edifici. Il provvedimento scaturisce da un'attività investigativa coordinata dalla Procura di Messina. I fatti contestati risalgono al 25 e 26 luglio 2023 nelle aree di Taormina, Castelmolle Letojanni e le cui fiamme, che superavano i 3 metri d'altezza, interessando un'estensione di 234 ettari, avevano causato ingenti danni a coltivazioni ed aree boschive. Il rogo aveva provocato il danneggiamento, oltre ai fabbricati presenti nei terreni, anche di parti che lambivano l'A18, con la momentanea interruzione del tratto tra Roccalumere e Taormina. L'obiettivo del 59enne era di bruciare i terreni perché si rigenerasse nuova erba e sfruttarli così per il pascolo, anche se i fondi non erano di sua proprietà, ma solo limitrofi ai suoi possedimenti. Altri episodi incendiari si erano verificati a Furci, Roccella Valdemone, Savoca e Santa Teresa di Riva, con la conseguente evacuazione di abitazioni. L'arrestato è stato già coinvolto in diverse vicende giudiziarie, l'ultima risalente al 13 marzo scorso, quando è stato implicato in un'operazione della DDA per estorsione aggravata dalla finalità di agevolare l'associazione mafiosa. E adesso siamo alla strage di Monreale. Oggi è fissata l'udienza di convalida per il secondo fermato e intanto sui social girano minacce di vendetta e il cerchio potrebbe allargarsi. È stata fissata davanti al GIP di Palermo l'udienza di convalida del fermo di Samuel Acquisto, il 18enne finito in manette con l'accusa di concorso in strage per le vicende di Monreale. Secondo la ricostruzione dei carabinieri era lui il ragazzo alla guida della moto mentre il suo amico sparava alla folla. Proprio lui avrebbe istigato Salvatore Calvaruso, il ragazzo fermato nei giorni scorsi, a fare fuoco dopo una rissa con un gruppo di ventenni di Monreale. Nella sparatoria hanno perso la vita Salvatore Turdo, Andrea Miceli e Massimo Pirozzo. Dopo il triplice delitto, Calvaruso sarebbe fuggito in sella proprio alla moto di Acquisto. A carico del ragazzo arrestato ieri le dichiarazioni di 8 testimoni che lo hanno anche riconosciuto in foto e le immagini della videosorveglianza degli esercizi commerciali della via dove è venuta la sparatoria. Adesso si stringe il cerchio attorno al secondo pistolero e ad almeno altri 4 giovani palermitani coinvolti nella carneficina. Mentre le indagini proseguono, a farla da padrona però è la paura a Palermo come a Monreale. Una serie di audiomessaggi inoltrati migliaia di volte fra le chat WhatsApp parlano di spedizioni punitive in preparazione e ulteriori sparatori nelle serate del palermitano, perché il confronto fra i giovani monrealesi e quelli dello Zen del Borgo Nuovo di Palermo non sarebbe finito. 2 episodi recenti testimoniano il clima teso che si respira. Mercoledì 30 aprile, durante la fiaccolata in memoria delle vittime della strage di Monreale, si è diffusa fra la folla la voce di un'altra sparatoria in corso, gettando nel panico i partecipanti. Giorni dopo, un altro messaggio metteva in guardia dal transitare nella zona di via Cavour, poi effettivamente presidiata dalle forze dell'ordine a Palermo. La tensione è alle stelle e la città sembra vivere uno dei momenti più bui di sempre. E allora occupiamoci di questa vicenda, di questa vera e propria strage avvenuta a Monreale. Oggi c'è questa udienza, altra udienza preliminare, e le indagini vanno avanti a ritmo serrato. Vediamo la prima pagina del Giornale di Sicilia, strage di Monreale, leggiamo sugli altri killer si stringe la morsa, indagini sul gruppo, sarebbe coinvolto pure in scorribande nel mondo delle discoteche. E poi andiamo a vedere all'interno invece della Gazzetta del Sud, strage di Monreale, l'incubo della vendetta, a proposito di questi WhatsApp, di questi messaggi vocali appunto che ventilavano nuove sparatorie e spedizioni punitive. Intanto in questa foto vediamo
Samuel Acquisto, che oggi sarà appunto interrogato dalla GIP, sarebbe uno dei complici appunto di Calvaruso in questa strage che purtroppo è costata la vita a 3 giovani. E poi andiamo a vedere anche sulla Sicilia. A Monreale sale la tensione, sui social girano le minacce di vendetta. Oggi udienza di convalida per il secondo fermato. Li vediamo tutti e due. I primi due fermati in questa foto, Calvaruso appunto a sinistra e Acquisto sulla destra. Bene, grazie Emanuela. Adesso restiamo comunque nel palermitano, perché a Porticello sono iniziate quelle che sono le complesse operazioni per il recupero del Bayesian. Le attività richiamano curiosi anche delle troupe televisive straniere. Ci sarà anche una riunione nella giornata di domani, mercoledì, operativa per diciamo, organizzare, per programmare il recupero del veliero. Quella che vedete in questa immagine è la Ebo Life 2. Siamo a Porticello e la chiatta galleggiante si trova proprio nel punto in cui è affondato il Bayesian. Accanto alla piattaforma c'è un mezzo di appoggio, una nave di supporto che l'ha accompagnata durante il tragitto da Termini Imerese. Il personale di Ebo Life 2 sta in queste ore effettuando i lavori preparatori e ha iniziato anche con un'ispezione e un'analisi dettagliata del Bayesian e dell'ambiente marino circostante attraverso un sommergibile telecomandato. Dopo la Ebo 2, nei prossimi giorni è attesa la Ebo 10, la gru galleggiante che solleverà l'imbarcazione del magnate inglese Mike Lynch. Per mercoledì la Procura di Termini Imerese ha fissato una riunione operativa con tutte le parti interessate alle operazioni che si terrà nella sede della Capitaneria di Porto a Porticello. L'incontro è finalizzato a far sì che tutte le attività che verranno compiute evitino rischi di inquinamento. Le operazioni avranno una durata stimata di circa 20-25 giorni. Prima del sollevamento della nave, per ragioni di sicurezza, è previsto il taglio dell'albero. Emanuela. E a proposito di taglio dell'albero, appunto questo recupero avverrà in 2 fasi, perché prima verrà tagliato l'albero, poi verrà recuperato lo scafo. E allora andiamo a vedere sulla Gazzetta del Sud il recupero del Bayesian sotto i riflettori del mondo, naturalmente, una vicenda che ha interessato la stampa internazionale. I primi giornalisti stranieri sono già a Porticello, appunto Borgo Marinaro del comune di Santa Flavia. Il 7 maggio vertice operativo alla Procura di Termini Imerese, poi entreranno in azione le navi specializzate. Dicevamo, cosa succederà? Nella prima fase verrà segato l'albero di 75 metri, il più alto al mondo, e poi sarà imbracato appunto lo scafo che è adagiato a 56 metri di profondità. E qui vediamo appunto in questa foto quello che abbiamo anche visto nel nostro servizio, queste chiatte che sono state appunto che si sono recate sul punto dove è colato a picco il Bayesian, pronte a entrare in azione appunto le piattaforme per il recupero. Andiamo a vedere anche la Sicilia, perché invece si parla delle indagini, insomma ancora si cerca di capire come sia potuto affondare questo super yacht per un naufragio, se dietro c'è una colpa attribuibile all'equipaggio o meno, oppure qualche difetto appunto nella costruzione di questa imbarcazione di lusso. I pescatori di Porticello, scrive oggi la Sicilia, l'equipaggio non ha colpe. E poi conto alla rovescia tra troupe straniere e i primi affari per il turismo dei curiosi, perché appunto non solo giornalisti sono interessati al recupero del Bayesian, ma c'è un vero e proprio turismo dietro queste operazioni. Ne avevamo parlato anche nei giorni scorsi, Angelo, ricorderai, ci sono tutte le strutture ricettive appunto della zona che sono praticamente che registrano il pienone, perché sono tanti che sono stati richiamati proprio da questo evento, chiamiamolo così naturalmente. Adesso ancora cronaca, chi comprava la droga, pensate, riceveva anche un gadget. Un'azione di marketing comunque illegale. È stato arrestato a Catania il Machico, un audace pusher che spacciava nonostante fosse ingessato.
El Machico fidelizzava i suoi clienti regalando a chi acquistava la droga un gadget personalizzato, un portachiavi con l'immagine di un personaggio dei cartoni animati su una nuvola di marijuana con la scritta El Machico, il suo nome d'arte. Una mossa di marketing che però non solo non è passata inosservata, ma ha anche lasciato la firma, è il caso di dirlo, ai suoi traffici illeciti. L'uomo, un pregiudicato di 35 anni che muoveva i suoi traffici nonostante fosse ingessato e con una spalla immobilizzata a causa di un incidente stradale, è stato arrestato e messo ai domiciliari dai carabinieri del nucleo investigativo del comando provinciale di Catania per spaccio di sostanze stupefacenti. El Machico si spostava utilizzando un'utilitaria bianca guidata da un amico, ma non sapeva di essere seguito dai militari dell'Arma per via dei suoi precedenti penali. Dopo diversi pedinamenti, i carabinieri lo hanno fermato e perquisito alcuni garage che erano in suo uso. In uno hanno trovato circa 170 grammi di cocaina confezionata in decine di bustine termosaldate, 1600 dosi di marijuana per un totale di oltre 10 kg, panetti e dosi singole di hashish per oltre 2 kg e più di 2.000 euro in contanti. Il valore della droga, che è stata sequestrata, è stimato dagli investigatori in quasi 150.000 euro. Nel garage i carabinieri hanno recuperato anche bilancini di precisione, materiali per il confezionamento e numerosi portachiavi personalizzati. Torniamo ai quotidiani, Emanuela. Sì, questa storia strana che arriva appunto da Catania, vediamo sulla Sicilia, i clienti, la droga e i gadget. Arrestato il pusher El Machico, nel garage trovati cocaina, hashish e marijuana che avrebbero appunto fruttato, come sentivamo, 150.000 euro. Nonostante fosse ingessato, l'uomo piazzava la merce accompagnato da un amico in auto. Il suo nome è Ivan Oscar Stimoli, è un 35enne pregiudicato, appunto, che è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di droga. Adesso un'ultima ora, torniamo alle notizie. 3 persone sono state arrestate, altre 5 denunciate nell'ambito di una operazione della Polizia di Catania contro lo sfruttamento sessuale dei minori online. Sequestrato un ingente quantitativo di materiale pedopornografico contenente decine di migliaia di file illegali. Gli indagati sarebbero di varie estrazioni sociali, tutti di sesso maschile, con età compresa tra i 40 e i 60 anni, sono residenti nelle province di Catania, Ragusa e Siracusa. I particolari di questa operazione nelle prossime edizioni dei nostri telegiornali nel corso della giornata. Adesso invece torniamo a parlare dello spettacolo delle frecce tricolori. 200.000 persone hanno partecipato all'evento che ha colorato il cielo di Catania di verde, bianco e rosso. Boom di ascolti anche in TV, migliaia di accessi al sito lasiciliaweb.it. Eccola la famosa Scintilla, una delle figure più spettacolari e amate dal pubblico che per la prima volta a Catania ha potuto vedere dal vivo lo show aereo della pattuglia acrobatica nazionale, le frecce tricolori, che hanno trasformato il cielo di Catania in un palcoscenico di orgoglio nazionale. 200.000 le presenze stimate dal comune di Catania, senza contare chi ha visto il Catania Air Show dalle proprie case, dai balconi, dal mare e chi l'ha seguito in diretta TV su Telecolor. Una media di oltre 35.000 spettatori, con picchi di oltre 55.000 persone che dalle 14.50 alle 18.40 sono rimaste incollate agli schermi per vivere a distanza la festa di Piazza Franco Battiato. Grandissima affluenza anche sul live streaming del sito La Sicilia Web. Su Twitch, quella di Telecolor è stata la terza live più seguita d'Italia. Un grandissimo sforzo tecnico della nostra struttura che ha permesso di far arrivare nelle case dei siciliani un racconto giornalistico e visivo di grande spessore. È tanta soddisfazione perché abbiamo dato una bellissima manifestazione a Catania, da quello che ci premeva fare, ci siamo riusciti, è stato bellissimo, il pubblico era stracontento. Speriamo che non sia evento unico, ma che non sia l'unica. Lo show apriva ufficialmente la 65esima stagione acrobatica delle frecce tricolori. 10 aerei che si muovono all'unisono nel cielo a 650 km/h a 2 metri di distanza. Il privilegio di fare il comandante, di essere quindi a terra, è quello di percepire la vicinanza di tutto il pubblico, di percepire la vicinanza e l'emozione delle persone. Una imprevista e imprevedibile affluenza che ha accompagnato un evento memorabile, ha commentato il sindaco trentino sui social. Come memorabile è stato il blocco totale delle strade dopo lo show. La macchina organizzativa non sembra aver superato l'esame come avrebbe dovuto. Inutili gli inviti a lasciare a casa le auto, metropolitane sovraffollate,
nessun servizio navetta, treni stracolmi fino ad Acireale e Giarre, parcheggi per disabili sottodimensionati. Bene, adesso andiamo da Emanuela ancora ai quotidiani, ripartiamo proprio da questa notizia. Dal traffico in tilt, soprattutto per l'air show, perché tanti, nonostante poi le raccomandazioni e gli appelli da parte dell'amministrazione, hanno scelto naturalmente di muoversi in auto, però ha funzionato bene la metro. Oggi questo è il titolo sulla pagina di Catania della Sicilia: per l'air show la metro dei record. Domenica scorsa in 30.000 hanno utilizzato il treno dalla stazione Galatea, più che a Sant'Agata. Viabilità in tilt per l'esibizione appunto delle frecce tricolori, ma l'assessore Porto è soddisfatto. Fatto il massimo, eppure senza incidenti. Restiamo su questa pagina, Angelo, perché a proposito di incidenti, purtroppo ieri ancora sangue sulle strade nella provincia di Catania. Siamo a Giarre, morto contro un'autocisterna, muore esercente, moto contro autocisterna, muore esercente, scontro tra Centauri, poi in via Due Obelischi, un decesso e un bollettino di guerra, quindi non solo a Giarre ma anche a Catania, un altro incidente mortale. Andiamo a vedere la prima pagina della Sicilia, quindi le altre notizie. Intanto, perdonaci. Questo è il titolo che è stato scelto per i funerali della piccola Maria Rosa, la bimba di 7 mesi che è stata lanciata dal terrazzo dalla mamma Mister Bianco nel Catanese. Appunto a Mister Bianco ieri l'ultimo abbraccio, silenzio e preghiera davanti alla tragedia. Vediamo le altre notizie, il caso dell'acqua che fa ancora discutere ad Agrigento, la guerra dell'acqua spacca Agrigento, intervenga Schifani alla luce anche degli aumenti delle bollette idriche in una provincia che, ricordiamo, ha sofferto particolarmente la siccità e la crisi idrica nei mesi scorsi. E poi la denuncia, allarme e bracconaggio in Sicilia, spari proibiti anche dentro le riserve. Per la cronaca abbiamo già visto Monreale, giustizia fai da te, minacce sui social, dopo i 2 fermi ancora alta tensione, e poi si torna a parlare del caso di Avola, cioè di quell'aggressione ai danni di una ragazzina di 13 anni, per 3 ragazzine divieto di movida per i prossimi 2 anni, per loro è stato emesso il Daspo Willy. E poi per la politica invece l'intervista ad Anthony Barbagallo che prova il bis, Sicilia stile Schlein, il PD va rigenerato. Andiamo a vedere le altre prime pagine, allora torniamo a vedere il giornale di Sicilia, dove prima appunto abbiamo letto la notizia sulla strage di Monreale, ma si parla anche di agricoltura, riesplode la protesta, è tornato il grande caldo, tra l'altro possiamo dire un caldo assolutamente anomalo, Angelo, temperature decisamente sopra le medie del periodo. Le piogge non sono bastate nella Sicilia occidentale, invasi già semivuoti. Vertice con l'assessore, coltivatori agrigentini e trapanesi sul piede di guerra. E appunto a proposito di siccità si attende dal governo nazionale la proroga dello stato di crisi che è scaduto ieri. Altre notizie in alto, vediamo bacchettate della Corte dei Conti sulle carceri sovraffollate e l'allarme è pure in Sicilia. E poi invece per quanto riguarda lo spettacolo e il cinema, David 70 a Giuseppe Tornatore il premio speciale Cinecittà. Il regista, questa è la motivazione, è protagonista indiscusso della storia del grande schermo. Andiamo a vedere la Gazzetta del Sud, la sanità in primo piano, sanità a Messina, allarme, liste d'attesa. Ne parleremo stamattina proprio durante il nostro Buongiorno Sicilia. Perfetto, intanto diamo qualche numero, qualche dato appunto che oggi viene riportato sulla Gazzetta: non rispettati i tempi per il 40% dei ricoveri urgenti e l'84,7% degli interventi per tumore al seno. E poi vediamo ancora un'altra notizia. Una notizia curiosa,
la vediamo in alto, nuovi scenari sull'origine siciliana dei bronzi di Riace. La procura di Siracusa adesso apre un'inchiesta. C'è una sorta di rivendicazione appunto della paternità dei bronzi di Riace, che sarebbero siciliani e non calabresi. Ma intanto andiamo a vedere all'interno la notizia in primo piano, cioè sulle liste d'attesa nel messinese, il dossier dell'Associazione Tutela dei Diritti Imprese e Cittadini Europei sulla base dei dati pubblicati dall'ASP. In ritardo, dicevamo, il 40% dei ricoveri urgenti, e invece per le prestazioni intramenia, puntini, insomma, sicuramente i tempi saranno più veloci. Fuori tempo l'84,7% degli interventi per tumore alla mammella, col Sovracap in ritardo il 69% dei casi urgenti. E poi Previte, dice il cittadino, Francesco Previte, presidente dell'associazione Ti dice ETS, il cittadino è una vera vittima. Ancora vediamo, prima di chiudere, la notizia sui bronzi di Riace. Trafugati in Sicilia, indaga la procura di Siracusa. L'ipotesi, ventilata da anni, ha trovato sponde in testimonianze e ricostruzioni giornalistiche. I due capolavori, al centro di una trama internazionale, sarebbero stati scoperti nei fondali di Brucoli, quindi siamo nel siracusano. Avevo 10 anni quando vidi 4 statue trasbordate da una barca piccola e una grande. Questa una testimonianza appunto di queste due opere che sarebbero siciliane, non lo so, vediamo cosa scoprirà la procura di Siracusa. Grazie Emanuela, fra poco torniamo da te per i quotidiani nazionali con le notizie dall'Italia e anche dall'estero. Adesso, come ogni mattina, ci colleghiamo con la Polstrada, il compartimento della Sicilia orientale. Siamo a Catania, con noi collegato l'ispettore Giuseppe Gambareri. Buongiorno ispettore. Buongiorno a lei, buongiorno a tutti i telespettatori. Diamo subito le informazioni sulla viabilità autostradale e sulle strade di nostra competenza. Iniziamo subito con la tangenziale di Catania, dove si segnalano code e rallentamenti in direzione Siracusa, stesse code e rallentamenti sulla A18 DIR, conosciuta anche come via Mediterraneo, in direzione Catania. Si segnala inoltre sulla A18, sulla catena Siracusa, nel tratto tra Avola e Cassibile in direzione Siracusa, appunto la riapertura, ma persiste il divieto di transito mezzi pesanti con massa a pieno carico superiore a 7,5 tonnellate. Sulla A19, catena Palermo, si segnala la chiusura della rampa di immissione dello svincolo di Caltanissetta in direzione Catania. E inoltre sulle strade statali si segnala sulla SS121 rallentamenti tra Piano Tavola e Mister Bianco in direzione Catania a causa di traffico intenso. Bene, questo è tutto per quanto riguarda la viabilità. Una raccomandazione particolare in considerazione delle belle giornate che favoriscono l'utilizzo dei mezzi a due ruote: un corretto e opportuno utilizzo del casco protettivo e prudenza sempre a tutti gli automobilisti per il transito sulle nostre viabilità. Grazie. Grazie a lei, grazie all'ispettore Giuseppe Gambareri, che stamattina ci parlava dalla sede della Polstrada, compartimento Sicilia orientale, da Catania. Grazie, buon lavoro per quello che fate ogni giorno e chiaramente grazie per le preziose informazioni che ci fornite. Adesso facciamo una brevissima sosta e poi torneremo di nuovo con Emanuela Corsi per leggere i quotidiani nazionali. È la seconda parte di rassegna stampa, adesso quella che andiamo a seguire con Emanuela Corsi, quella nazionale, le pagine dai quotidiani generalisti, ma non solo. Allora Angelo, oggi in primo piano ci sono tante notizie, ma soprattutto c'è questa, quindi occhi puntati sul Medio Oriente, sulla guerra in Medio Oriente. Dopo le parole, l'annuncio di Netanyahu di questo piano, lui ha parlato di un'invasione massiccia di Gaza. E allora vediamo il titolo della Stampa:
spazziamo via Gaza. Netanyahu pronta all'invasione appunto massiccia, trasferiremo i palestinesi, la protesta dell'ONU, ostaggi, la rabbia delle famiglie. Ancora ti faccio vedere alcune prime pagine, alcuni titoli proprio su questo tema. Avvenire, mire sulla striscia, Israele progetta l'invasione massiccia, l'occupazione, lo sfollamento dei palestinesi e scontro tra governo ed esercito sugli aiuti alimentari e sui rischi per gli ostaggi. Netanyahu, i Gazawi saranno spostati a sud, prevista una distribuzione del cibo che escluda Hamas. Ancora il Manifesto mette questa foto in primo piano, scrive tutto per uno. Tel Aviv vara il piano di conquista totale della striscia, Gaza apparterrà solo ad Israele e al suo popolo. Palestinesi da rinchiudere in un fazzoletto di terra a sud, la destra oltranzista scavalca anche i dubbi dei militari. Il genocidio è sotto gli occhi del mondo senza filtri. E ancora domani vediamo, Netanyahu vuole occupare Gaza, faremo deportazioni di massa. Intanto bombarda lo Yemen, raid sugli Houthi nello Yemen. E poi per quanto riguarda la guerra in Europa, Ucraina, Putin prende tempo e Trump attacca Hollywood. Il Corriere della Sera, Israele è pronto ad occupare Gaza. Netanyahu sia al piano, invasione massiccia e attacca nello Yemen dove ci sono morti e feriti. Sposteremo centinaia di migliaia di palestinesi, tensioni a Gerusalemme, timori per gli ostaggi che sono ancora nelle mani di Hamas. L'Unione Europea preoccupati appunto, quindi un affondo pesante quello di Netanyahu. Vediamo anche le altre notizie sul Corriere. E poi andiamo ad approfondire appunto questa sul Medio Oriente. Intanto vediamo la fotonotizia dedicata a Sinner, al via gli internazionali di Roma. Sinner è tornato, non ho paura, ha parlato ieri in conferenza stampa. Il numero 1 dice: c'è chi mi ha deluso, non dico però chi. E poi andiamo a vedere anche questa notizia sui referendum, scontro sull'invito all'astensione, la scelta degli alleati, ira dei promotori. Si accende lo scontro tra maggioranza e opposizione sul referendum dell'8 e del 9 giugno, dopo l'indicazione per l'astensione di Fratelli d'Italia. Anche Forza Italia sostiene che non è obbligatorio andare a votare. AVS e PD invece dicono chi governa non dovrebbe incentivare l'astensionismo. E poi questa storia: non paga gli alimenti, multa di 100 euro al giorno. Una sentenza che arriva da Verona contro un genitore appunto che non versava gli alimenti per i figli. Andiamo all'interno a vedere intanto cosa sta succedendo in Medio Oriente, questo annuncio di Netanyahu che lancia l'occupazione di Gaza, resteremo a lungo, e poi bombe sullo Yemen, la popolazione sarà spostata verso sud, ha detto, dubbi dell'esercito su questo piano. Unione Europea e ONU si dicono preoccupati, raid poi con almeno 30 jet per colpire gli Houthi. E qui vediamo il premier israeliano assieme al capo di Stato Maggiore Zamir, mentre invece a Ramallah un contadino che ispeziona i resti di un olivo in Cisgiordania. La presidente della Croce Rossa Internazionale che parla, dice: nella striscia è sempre l'inferno, servono gli aiuti e non devono privatizzarli. Queste le parole di chi si trova appunto nei territori di guerra. E poi le diplomazie incrociate, Trump prepara il viaggio ultimatum in Medio Oriente, i paesi arabi premono per un'intesa con l'Iran. Qui vediamo alcune immagini appunto in un campo profughi nella striscia di Gaza, dove ormai gli aiuti umanitari sono insufficienti, la gente in fila accalcata che cerca di ottenere un pasto. E poi vediamo questo progetto, appunto lo riassume in questa cartina il Corriere della Sera. Per ora il piano prevede di spingere gli abitanti palestinesi nel sud della striscia, quindi verso Rafah.
questa è appunto la zona dove dovrebbero andare, è il confine con l'Egitto, quindi verso poi quella che è la zona cuscinetto, diciamo. E questa è insomma, la situazione attuale per quanto riguarda appunto la striscia di Gaza dopo le parole di Netanyahu. Andiamo a vedere le altre notizie, perché questa è l'ultima notte prima del conclave. Da domani i cardinali si chiuderanno all'interno della Cappella Sistina per eleggere il nuovo Papa. L'identikit del nuovo pontefice: si cerca una figura che faccia da ponte, pastore e guida. I temi della guerra e della fede. Qualcuno ha detto deve essere un pontefice che deve riassumere qualcosa di Papa Wojtyla, di Ratzinger e naturalmente di Papa Francesco, quindi dovrebbe avere tutto di tutti e tre. Un compito non facile. Non facile, però sicuramente. ci sono, diciamo, delle figure. E allora, infatti, vediamo le quotazioni. Abbiamo per esempio Pizzaballa, che è molto quotato, insomma le quotazioni salgono. Pietro Parolin, che è uno dei super favoriti, poi c'è anche Robert Francis Prevost, Matteo Zuppi. Diciamo che non questo momento è stabile. Non sale e non scende, resta stabile. Poi vediamo anche Besungu, che invece è in discesa, così come Peter Erdo l'ungherese. Cambiamo decisamente argomento, perché invece andiamo in America per vedere cosa sta succedendo, le ultime, diciamo, novità che riguardano il presidente degli Stati Uniti, che adesso vuole imporre dazi del 100% sui film stranieri. Questo per salvare come dire, il tempio del cinema, il monumento del cinema, che è quello di Hollywood. E poi riapro Alcatraz, questo annuncio fatto nelle ore scorse, ricordiamo un carcere di massima sicurezza che era stato chiuso, dove lui vuole deportare i peggiori criminali che ci sono in America. Ordine e legge, nessuno è mai fuggito, e poi sul cinema statunitense sta morendo, e quindi anche lì questa politica, diciamo, un po' di protezionistica, quindi questo tentativo di imporre il prodotto made in USA naturalmente a scapito di quello che viene dal cinema degli altri paesi. E poi questa storia: la decisione del Tribunale di Verona, in base alla Cartabia, non paga il mantenimento, il padre punito dal giudice dovrà versare 100 euro in più al giorno. C'è anche un altro caso: una mamma non fa vedere il figlio al papà, sanzione di 200 euro ogni 24 ore. Quindi da una parte un genitore, un uomo, che deve versare 100 euro in più per questi mancati alimenti, dall'altra parte la mamma che non fa vedere il figlio verrà sanzionata. Restiamo su questa pagina perché c'è un'intervista. Loro sono tra l'altro due personaggi abbastanza noti perché hanno partecipato al Grande Fratello, quindi insomma lei è un influencer, Sofico Degoni, lui è un DJ. Basciano le racconta di essere stata vittima di stalking, ma anche di violenze da parte di lui. Basciano minacciava di uccidermi. Lui è Alessandro Basciano, che vediamo in questa foto. Oggi vivo in contatto con i carabinieri. Ho denunciato il mio ex, sto vivendo un inferno. Tra l'altro lui è stato condannato per questo stalking e dovrà indossare il braccialetto elettronico. Quindi vediamo che insomma queste storie purtroppo accadono anche tra personaggi noti e apparentemente insospettabili, come quasi sempre accade. Vediamo Repubblica con invaderemo Gaza e bufera su Israele, ma poi c'è anche questa notizia. Ecco, se da una parte Trump cerca di spingere per accentrare tutto negli Stati Uniti, scienziati, venite in Europa, vertice da Macron irrita Roma. La Commissione europea lancia un piano da 500 milioni invece per attrarre gli scienziati dagli Stati Uniti. Il progetto presentato a Parigi da Macron con la presidente von der Leyen però ha irritato il governo italiano. E poi vediamo Sinner qui al Foro Italico, il ritorno del re. Sinner che tra l'altro potrebbe debuttare con Cinà.
Quindi sarebbe una bella partita, una cosa interessante. Aspettiamo. Vediamo il Sole 24 Ore, ricercatori, appunto scontro sul piano dell'Unione Europea. Von der Leyen annuncia con Macron a Parigi pacchetto da 500 milioni, tra gli obiettivi questo di attirare personale statunitense estromesso dai tagli ai fondi di Trump. Velocemente ti faccio vedere ancora qualche prima pagina, vediamo qualche notizia che non abbiamo ancora visto su il resto del Carlino. Papà Cecchettin che torna a parlare, c'è ancora bisogno di fare rumore. Giulia oggi avrebbe 24 anni. E poi l'inchiesta sugli ultra, questo terremoto appunto nel mondo del calcio, ci sono altri 7 arresti per estorsione e usura, è finito in manette anche l'ex socio di Vieri e Maldini. E ancora vediamo il Riformista. Oggi nasce ufficialmente il governo Merz in Germania e quindi il titolo è Europa Uber alles. Oggi nasce il governo Merz, appunto risorse record per la difesa, una Germania più forte renderà più forte l'Europa. E infine, a proposito appunto della Germania, vediamo se ecco qui, perché c'è una polemica sul partito di destra, di estrema destra, microspie infiltrati e 70 milioni, così gli 007 hanno incastrato appunto l'AfD. La carissima operazione a suon di intercettazioni agenti provocatori ha portato il secondo partito tedesco, poi che effettivamente ha avuto un exploit nelle ultime elezioni, adesso divenuto primo, sull'orlo della messa fuori legge. L'accusa è di svalutare migranti e musulmani, la replica: posizioni pubbliche, vi denunciamo. Grazie Emanuela, adesso ci vediamo con te più avanti, adesso ci fermiamo, breve sosta, guardiamo le previsioni meteo e dopo il primo degli ospiti di questa mattina. Bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo. Nella giornata di martedì tempo instabile al centro-nord con fenomeni sparsi e localmente intensi. Meglio invece sul resto del territorio ma con qualche piovasco a carattere sparso. E dunque sulla Sicilia sarà un martedì nel complesso assolato e stabile. Sarà solo possibile qualche debole fenomeno nel corso del pomeriggio, specie sul versante tirrenico, con qualche isolato sconfinamento verso le aree interne. Temperature massime diurne che saranno ancora miti, localmente si toccheranno punte intorno ai 30-31 gradi. E per quanto riguarda la giornata di mercoledì, l'alta pressione dominerà la scena meteorologica. Sole dunque protagonista su tutta l'isola con cielo sereno o al più lievemente velato. Il vento a tratti si farà sentire sulle zone costiere. Le temperature massime non subiranno particolari variazioni. Tutti i dettagli in merito sull'app di Trebi Meteo. Ma quando cucini tu con me, Desiree, l'assaggio è l'immenso per me. Tutti i giorni su Antenna Sicilia. Allora, eccoci qua, buongiorno e ben trovato a Massimo Oliveri, grazie per essere con noi. Buongiorno a tutti. Presidente del CUS Catania. Grazie a voi. Grazie per quello che fate, soprattutto ogni anno con questa manifestazione, con questo Palio d'Ateneo, che è una sorta di... chiamiamola mini Olimpiadi, possiamo definirla così, perché i diversi dipartimenti poi fra di loro insomma, si confrontano con grande vigore. Con grande entusiasmo. Sì, è giusto chiamarla mini Olimpiadi, anche perché lo spirito è quello proprio de Coubertiano, cioè l'importante è partecipare. È evidente che se lo diciamo a quelli di ingegneria loro diranno no, che vogliono vincere, vincono sempre. Quelli di medicina cosa dicono? Quelli di medicina sono gli antagonisti più forti di ingegneria. Però tutti quanti hanno il piacere di partecipare a queste giornate veramente di divertimento, di gioco, di sano sport. Ecco, quello che è importante sottolineare questo aspetto. Si comincia mercoledì. Si comincia mercoledì con
quella che da qualche anno è stata voluta dal precedente presidente, il professore Luigi Mazzone, una manifestazione bellissima, cioè questa sfilata che parte da Villa Bellini e che arriva prima a Piazza Università, dove ci sarà il rettore ad accoglierci. Quindi c'è un coinvolgimento, diciamo, della città, si vuole in qualche modo coinvolgere la città, e gli studenti arrivano proprio nella loro casa. Esattamente, arrivano proprio in Piazza Università, perché in fondo Catania, dico, ha una vocazione universitaria, non sempre ci rendiamo conto di questo, no? Di alcune città si dice è una città universitaria, di Catania difficilmente, ma non dimentichiamo che siamo l'università più antica della Sicilia, 1434, no? Alfonso d'Aragona. E anche dal sud in giù, diciamo da Napoli in giù, dopo la Federico II che è più antica di noi, ci siamo noi, quindi questa vocazione universitaria Catania l'ha sempre avuta. E in questo incontro Università di Catania e Centro Universitario Sportivo, che è chiaramente legato, come ben sapete utilizziamo noi gli impianti che sono di proprietà dell'Università degli Studi di Catania, nasce queste bellissime giornate del Palio di Ateneo, dove appunto gli studenti si contendono questo palio per poi tenerlo un anno ed esporlo nel loro dipartimento. Ci sono diversi momenti, ci sono 2 location, sì. Ce n'è una alla playa di Catania, ce n'è un'altra nel cuore, come diceva lei, degli impianti del CUS. Esatto. E alla fine sono davvero tanti gli studenti, gli atleti studenti che si confrontano, perché credo che siano oltre 3.000, 3.200. Sì, oltre 3.200, sì, perché i dipartimenti sono 15, alcuni dipartimenti sono uniti. Medicina, per esempio, le varie scuole di medicina, diciamo, sono un unico dipartimento, i 2 dipartimenti di ingegneria naturalmente gareggiano insieme. 254 atleti per ogni, se non ricordo male, per ogni squadra, e quindi andiamo oltre i 3.200 atleti, studenti atleti, ecco, che partecipano a questa bellissima manifestazione. Le location in realtà sono 3, ecco, se vogliamo essere più perché la prima location è Piazza Università. Già domani pomeriggio iniziano le prime, c'è la gara podistica alla quale partecipano anche i docenti e il personale tecnico e amministrativo. Io ricordo qualche anno fa, ora da qualche mese, diciamo anche più di un anno in realtà, che non sono più docente, sono in pensione, però ho partecipato a una partita di rugby bellissima, il rugby con il flag, no? con i laccetti da tirare, quindi c'è anche questo coinvolgimento dei docenti che si divertono tantissimo e del personale tecnico e amministrativo. La seconda location, come diceva lei poco fa, è le Capannine, quindi siamo alla playa, in questo bellissimo ambiente, diciamo, chiamiamolo caraibico, ma io direi perché caraibico? Siciliano. Tipicamente catanese. Tipicamente diciamo, no? catanese, bravo, esatto. E poi il CUS, gli impianti del CUS che tanti conoscono, sono sicuramente tra i più belli d'Italia, sia per la location, la posizione della cittadella universitaria è bellissima, e poi abbiamo anche degli impianti nuovi, ben diciamo, organizzati, ben come dire, attrezzati. Non abbiamo nulla da invidiare, diciamo, agli altri CUS d'Italia. Presidente, c'è grande goliardia tra i ragazzi, tra i partecipanti a questo palio d'Ateneo. In spiaggia poi si svolgono quelle che sono le attività sportive tipicamente da spiaggia. Certo. Parliamo del beach esatto. Volley, beach soccer, insomma esatto. Un po' tutti questi sport. Sono tante le gare, c'è anche il beach tennis, se non... C'è anche il beach tennis, esatto, sì, quindi insomma tutte quelle gare, poi c'è la parte diciamo con la possibilità di utilizzare le canoe, certo con chiaramente le debite limitazioni, perché la sicurezza deve essere il primo obiettivo da raggiungere per quanto riguarda noi, naturalmente noi organizzatori non possiamo permettere che ci siano delle gare che non siano sicure. Infatti qualche gara poi è stata eliminata, si è deciso di eliminarla perché non era idonea, diciamo, farla in una spiaggia dove il mare può essere agitato. Avremmo dovuto farla all'interno del porto, ma come sa all'interno del porto dove abbiamo il nostro centro remiero, che sottolineo una cosa, è l'unica struttura di proprietà del CUS, questa non è università, però ci sono i lavori.
i lavori in corso E quindi, diciamo, non si è potuto fare. Sì. Per questi 3 giorni si sospendono dalle 14 di domani le attività didattiche, tutto fermo. Tutto fermo, con grande dispiacere dei miei colleghi, anch'io mi ricordo che questa cosa un po' perché siamo alla fine del secondo, ma scherzo, del secondo semestre, insomma sono 3 però i ragazzi giorni. si devono concentrare a fare le gare, non possono andare a fare le lezioni. No, non assolutamente, ma poi 3 giorni non spostano niente, insomma si possono recuperare. Quindi sono 3 giorni in cui, ripeto, i nostri studenti si divertono, gareggiano, ma si divertono anche tutti quelli che vengono a seguirci, quindi ci sono i parenti, gli amici. Il movimento di persone è notevolissimo, oltre 4.000, forse arriveremo anche a 5.000 persone, insomma venire alla Cittadella c'è quasi difficoltà a muoversi pur avendo degli spazi notevoli, e si divertono anche i docenti che partecipano ed anche il personale tecnico e amministrativo. Io le volevo chiedere, c'è sempre questa aspirazione europea, no? Perché c'è all'interno del Palio d'Ateneo c'è un'altra sezione che è dedicata proprio esattamente tra gli Atenei europei. Sì, questa è una novità da qualche anno, fa parte di questo, diciamo, Catania, l'Università di Catania partecipa a questo bellissimo progetto cosmopolita, e quindi si è pensato di far gareggiare anche gli studenti delle varie nazioni che sono in questo momento a Catania. Spero di non dimenticare nessuno, ma dovrebbero essere Polonia, Francia, Spagna, Portogallo e forse e Belgio, ecco, mancava il Quindi insomma c'è una bella rappresentanza. Sì, saranno 2 atleti per ogni nazione che parteciperanno, e i vincitori si aggiudicheranno anche loro un palio. Avete pensato anche a come in qualche modo favorire, diciamo, gli spostamenti, soprattutto per i ragazzi che devono partecipare a queste gare? Certo, c'è sempre stata questa collaborazione tra l'università, ma anche il CUS naturalmente, con la Ferrovia Circumetnea, che ci ha sempre supportato in queste manifestazioni, e con la MTS ovviamente. Quindi diciamo che i mezzi di trasporto di queste, della governativa e della nostra diciamo, municipale avranno delle corse aggiuntive in modo da favorire il movimento sia verso le Capannine che verso la cittadella universitaria, utilizzando ovviamente quelli che sono i parcheggi scambiatori, quindi sono tra i nostri sponsor anche loro. Presidente, prima di salutarci, chiudiamo con un appendice di colore, questa rivalità che c'è tra i vari dipartimenti. Abbiamo detto che la più accesa è quella fra ingegneria e medicina. L'anno scorso hanno vinto a ingegneria, quest'anno medicina è intenzionata a riprendersi, diciamo, il trofeo, il palio, però anche altre facoltà, anche altri dipartimenti vogliono in qualche modo fare sentire la loro presenza. Certo, la speranza è che tutti i vari dipartimenti partecipino per vincere. Ripeto, lo spirito del Gubertiano c'è sicuramente, quindi è un gran divertimento, anche perché oltre che gare agonistiche ci sono anche il limbo, i balli, ecco, lo scopone scientifico, ecco, quindi veramente c'è un sano divertimento, lo sport inteso proprio nel modo migliore. È evidente che poi fa piacere vincere, no? Chiunque ha partecipato a delle gare dice partecipo perché è importante partecipare, però se vinco preferisco vincere. Il primo si ricorda, al secondo in poi, come diceva Enzo Ferrari, poi nessuno si ricorda chi è arrivato secondo, e quindi ingegneria ci tiene a ripetere ancora una volta questo exploit. Io quest'anno devo essere super partes per ovvi motivi, è chiaro che il mio cuore sarebbe vicino a ingegneria, essendo stato sono un ingegnere, un docente di ingegneria, quindi però è chiaro che non posso tifare per nessuno, e che vinca il migliore, e che sia medicina, che sia ingegneria, o che sia, come ci auguriamo, anche qualche altro dipartimento, il DISUM o scienze politiche, non so io, ora non posso nominarli tutti i dipartimenti, tutti i dipartimenti, esatto, tutti i dipartimenti, dico, può anche essere un valore aggiunto anche questo, no? Diamo spazio a tutti quanti, l'importante è divertirsi. Grazie al Presidente del CUS Catania, Massimo Oliveri. Torneremo a occuparci del palio durante Buongiorno Sicilia nel corso dei prossimi giorni. In bocca al lupo, adesso noi ci fermiamo, una breve sosta e poi cambieremo pagina, come sempre avviene nel corso di Buongiorno Sicilia. Grazie. Fra pochissimo.
Eccoci, siamo di nuovo insieme. Buongiorno Sicilia, ben trovati, do il benvenuto. Grazie per essere con noi al dottore Roberto Cafiso, psicologo e psicoterapeuta. Allora, professore, stamattina vogliamo parlare delle difficoltà che hanno i giovani, di cosa stanno vivendo i giovani, i nostri giovani di oggi. Sono dei giovani che troppo spesso passano alla violenza. Sì. Una violenza non solo fisica, attenzione, una violenza anche con le armi. Sì. Allora, i giovani sono da sempre stati una categoria di esseri umani in movimento e quindi in un certo senso in evoluzione. Da parecchi anni assistiamo in qualche modo ad una degenerazione degli interessi e dei valori di base di molti ragazzi, io sempre dico non tutti, ma di molti ragazzi che purtroppo si sono affrancati dall'interesse per i loro simili, per il genere umano, e procedono lungo una strada di egocentrismo che è diventato un narcisismo, e quindi la possibilità, l'idea che tutto è possibile e che nessuno debba mai osare di ostacolarli, i famosi no dei processi educativi, e questo a volte crea delle situazioni drammatiche che la cronaca ci mostra purtroppo sempre più frequentemente. I casi più recenti, Monreale su tutti, ma non dimentichiamo neanche quello che è successo a Bergamo, dove un ragazzo è stato accoltellato mortalmente. Cioè significa che non c'è il senso quasi della misura in una discussione, che può esserci un confronto, perché no, non tutti la pensiamo allo stesso modo, però la discussione è verbale. Dalla discussione verbale all'atto di violenza, all'atto drammatico, praticamente il passo non è brevissimo, non esiste più. Dice bene, l'incapacità di programmare o di ragionare è anche però dovuto al fatto, non ce lo scordiamo, a volte si dà per scontato, che la maggior parte di questi ragazzi usano delle sostanze stupefacenti e quindi hanno allentato la loro capacità intanto di giudizio, della valutazione, della processazione che dell'evento, e immediatamente scatta il cosiddetto acting out, cioè il passaggio all'atto, che tante volte diventa drammatico e non commisurato al contesto, alla situazione. Ma si rendono secondo lei conto i ragazzi del gesto che fanno? Perché se torniamo alla vicenda di Monreale, durante l'interrogatorio uno dei fermati ha chiesto scusa, l'altro fermato, oggi c'è l'udienza di convalida, invece ha quasi annegato la presenza della persona che si è assunta la responsabilità sul luogo. Cioè, è come se vivessero dissociati dalla realtà alcuni. Parlavo proprio dell'effetto di sostanze e del modus abituale di funzionare del cervello di queste persone, per cui a volte sono contraddittori o comunque hanno anche delle imbeccate da parte dei legali per muoversi in un certo modo. Il fatto fondamentale è che sembrerebbe che questi ragazzi non hanno più l'interesse della vita come priorità, né di quella degli altri né della propria. Se pensa che esistono delle sostanze stupefacenti sul mercato, gli Stati Uniti ha milioni di morti fra i giovani per una droga, il fentanyl, che sta mietendo vittime, e in Russia c'è questo cocodril, che è una sostanza a base di codeina, che è il principio cattivo, ma fondamentalmente poi c'è benzina, detersivi, il fosforo ottenuto dalla punta dei fiammiferi, che ulcera e scarnifica le braccia. Cioè, se un ragazzo, pur di avere un effetto, non tiene conto delle conseguenze, come in qualche modo succede con chi spara per un futile motivo, è segno che l'interesse, intanto per la propria vita, per il benessere degli altri, ma soprattutto per valutare la portata delle conseguenze del gesto, non esiste. Dottore, ma per quello che sta dicendo, sembra quasi che a questi ragazzi manchino alcuni punti di riferimento, dei riferimenti. Adesso non è voler puntare il dito su qualcuno o una classe dirigente, una classe sociale, una classe formativa, un'istituzione, però probabilmente il fatto che
si viva perennemente a contatto con device di ogni tipo, telefonini, tablet, computer, che ti mettono di fronte a realtà che non sono quelle vere e non hanno poi il confronto diretto con le persone vicine, prima fra tutte la famiglia, li allontana dalla realtà. Sì, purtroppo il ruolo della famiglia è controverso, poi pare persino male ad additarla, ma sicuramente quando un figlio esce con una pistola o un coltello, insomma, che la famiglia non ne sia consapevole, certo è strano. Forse c'è stata una tendenza ad abdicare e se il modello, se il tutor diventa il dispositivo, è chiaro che un ragazzo è in balia di tutto e di più. E poi c'è la scuola, che probabilmente deve rivedere il suo modo di educare, non può essere più quello di prima. Sembrerebbe che i ragazzi, quelli che almeno noi osserviamo nelle comunità terapeutiche, nei trattamenti psicoterapici, chiedono modelli credibili. In assenza di questi, i modelli sono in migliaia che spuntano fuori da Google piuttosto che da un altro motore di ricerca, e questo è un guaio. Ma quindi è una mancanza anche di prospettive? Sì, è una mancanza di prospettive perché, come ho detto prima, quando io compio un gesto e non calcolo che quel gesto mi può costare 20 anni di carcere, è chiaro che non ho una capacità prospettica rispetto all'avvenire e soprattutto o assieme rispetto ai danni che posso procurare al mio prossimo, del quale c'è uno scarsissimo interesse in questa sorta di bolgia di narcisisti che purtroppo sempre più abbonda il contesto umano dalla TV, ma lo vediamo anche in alcuni personaggi che diventano purtroppo modelli. Io le volevo chiedere quanto incidono in maniera negativa anche gli esempi che si possono trovare sui social, perché sui social ci sono modelli di vita, modelli di condotta che probabilmente colpiscono questi ragazzi e li segnano. Magari pensano che si possano fare tutte quelle cose anche con un semplice videogioco, attenzione, non soltanto sui social. Sì, sono fruibili e quindi possibili. Abbiamo sdoganato, in nome di questo edonismo commerciale dove tutto si può comprare e dove tutti possono fare tutto, un grosso inganno che è quello che io mi posso appropriare di una vita che non è mia perché non ho le caratteristiche o la dimensione o la capacità di farla. E questo tuttavia spinge molti alla cieca a gettarsi in condizioni, in modelli come dice lei, non alla portata, e da qui c'è il crack, c'è poi la deriva. E, insomma, spiace dirlo perché poi specie che a lei che è un giornalista, ma la libertà di stampa in questo momento si dovrebbe interrogare anche sul dosaggio di alcuni particolari nel formulare le notizie. Capisco che questa cosa atterrisce perché sa di limitazione di libertà, però sa purtroppo tutto quello che si vede, tutto quello che ascoltiamo, inevitabilmente influenza cervelli ancora in formazione, perché il tema è questo. Probabilmente, diciamo, un maggiore rispetto della deontologia, mi permetto di dire, potrebbe limitare, ma per quanto riguarda i mezzi di informazione tradizionale, perché purtroppo adesso i canali di informazione si trovano veramente in qualsiasi punto, da qualsiasi parte del mondo si possono attingere notizie più o meno vere, più o meno reali, più o meno davvero, diciamo, praticabili. E prima di salutarci, dottore Cafiso, abbiamo parlato e abbiamo detto quali sono le cose che non vanno. Però c'è secondo lei una possibilità di recupero? C'è una strada che si può intraprendere in modo tale da, non dico risolvere il problema subito, però cominciare un percorso virtuoso?
una responsabilizzazione a livello centrale con degli strumenti di legge ad hoc delle famiglie, una modifica del ruolo della scuola e una valorizzazione, anche se spesso può non fare notizia, di quelle centinaia di migliaia di giovani che fanno volontariato, che vanno a spalare quando c'è il terremoto piuttosto che un'inondazione. Quei ragazzi per fortuna sono sani, aggrappiamoci a loro per dare alla gioventù un futuro degno di questo nome. Grazie al dottor Roberto Capiso, psicologo e psicoterapeuta. Noi ci dobbiamo fermare ancora, in qualche modo parleremo di salute nel prossimo segmento di trasmissione, però ahimè è una nota dolente, il tasto delle lunghissime liste di attesa. Ci sono dei numeri, abbiamo già visto stamattina sui quotidiani, molto preoccupanti, soprattutto nel Messinese. Cercheremo di capire che cosa sta succedendo. Tutto questo fra poco. Restate con noi a Buongiorno Sicilia. Eccoci di nuovo insieme e adesso ci colleghiamo, andiamo a Messina, credo, sì, mi dicono di sì, siamo a Messina e mi collego con Francesco Previde, che è il presidente dell'Associazione Tutela dei Diritti Imprese e Cittadini Europei. Buongiorno Presidente. Buongiorno a voi, grazie per l'opportunità. Grazie per essere con noi questa mattina. Le faccio vedere un titolo che è poi il tema dell'argomento di questa mattina, il titolo che prendiamo dalle pagine interne della Gazzetta del Sud: liste d'attesa nel Messinese e i numeri di una emergenza. Il vostro dossier sulla base dei dati pubblicati dall'ASP parla di ritardi del 40% dei ricoveri urgenti, invece le prestazioni intramoenia non stanno, direi, molto bene neanche, quindi la situazione, mi pare di poter dire, viene fotografata da questo titolo. Che cosa succede? Qual è? I dati che io ho davanti sono davvero impressionanti, perché se andiamo a vedere le prestazioni erogate tra il 2024 e l'inizio del 2025 evidenziano proprio che c'è questa situazione del 40% di ritardi sui ricoveri programmati. Sì. Posso? Sì, certo, come no. No, sono dati, come lei diceva, che noi abbiamo ricavato da dati pubblici pubblicati dall'ASP e da agenzie nazionali. In effetti il trend, come giustamente lei faceva rilevare, del 2025 non ci fa tanto sperare bene. Quindi se pensiamo che già una visita cardiologica, anche in un ambulatorio convenzionato privato, si arriva a 300 giorni, mi fa un po' preoccupare. Ma tutto questo però bisognerebbe analizzare del perché, anche perché si parla sempre di tagli alla sanità, mancanza di fondi. Non è così, perché ci sono risorse immense. Anche la Corte dei Conti, come evidenzia nel dossier, l'ha pubblicato una sua relazione, la numero 90 del 2024, denunzia che non c'è coordinamento con le regioni, non ci sono dati, flussi di dati corretti, non si può monitorare in effetti questo effetto liste d'attesa, ma la cosa che rimprovera è che per le liste d'attesa sono stati spesi pochi soldi rispetto ai finanziamenti messi sul tavolo. Presidente, le chiedo scusa, perché si spendono pochi soldi? È un problema, prima lei faceva riferimento a un problema di organizzazione, di comunicazione. Sì, le faccio un esempio. Sì. Io penso che i messinesi non sanno che ci sono 12 strutture private convenzionate accreditate, per esempio di odontoiatria. Le faccio un esempio banale. E quindi non hanno manco prenotazioni. Gli ambulatori dove funzionano tutti i giorni non hanno liste d'attesa. Secondo me bisogna ripensare una sanità diversa, una sanità che già qualcuno ci ha pensato, e secondo me i cambiamenti, come sempre, sono un po' duri ad attuarsi. Noi facciamo una riforma una dietro l'altra, guardi che siamo già alla quarta riforma in cantiere per la sanità senza mai applicare quella precedente. Noi dobbiamo abituarci a non avere più l'ospedale sotto casa, ma avere gli ospedali di eccellenza. Dobbiamo avere dei pronti soccorsi che funzionano, con personale qualificato,
attrezzato con i servizi, perché un pronto soccorso così, con persone lì non qualificate, senza mezzi diagnostici a disposizione, diventa un qualche cosa di Previte, aberrante. mi permetta di dire, lei dice non dobbiamo essere abituati ad avere l'ospedale sotto casa ma quello di eccellenza, però se c'è la necessità di un'urgenza, se c'è la necessità di avere un soccorso, cioè bisogna attrezzarsi con strutture di prossimità, non il grande ospedale ma la struttura di primo soccorso che mi possa garantire comunque le prime cure. Mi sono spiegato male, dicevo proprio questo, cioè gli ospedali di prossimità, gli ospedali di comunità che verranno, che sono in programmazione, che le faccio un esempio banale, in Emilia Romagna ci hanno impiegato 10 anni per farli funzionare, io spero magari che in Sicilia siamo più bravi, in 10 mesi li metteremo in atto, però è un problema anche di pensiero, non dobbiamo pensare, quando parlavo di non vogliamo ospedali sotto casa, non intendevo che non voglio l'ospedale nella mia città che funziona, ho detto che dobbiamo avere centri di eccellenza, il famoso hub SPOC che tanto si è parlato negli anni, le riforme ne parlano ben chiaro, noi non li mettiamo in atto. Io parlavo di pronto soccorsi organizzati dico Milazzo, Mistretta, Patti, Barcellona, senza escludere nessuno, anzi più pronto soccorso e più primi soccorsi dove si possa fare diagnosi differenziale e poi inviare il paziente in ospedali qualificati però che ti salvano la vita. Sì, le faccio un'altra osservazione, però questo è un lato della sanità, ma venendo invece al problema dello smaltimento delle liste di attesa per un intervento programmato, cioè ha poco a che vedere questo aspetto e sono due sistemi che devono camminare parallelamente, però essere efficienti entrambi. Sì, secondo me c'è anche un aspetto organizzativo, perché intanto le sale operatorie, per esempio, in alcune specialità, guarda caso, funzionano, non so, a giorni alterne, per alcune specialità non funzionano tutti i giorni, e lì bisogna vedere per quale motivo, non so, la chirurgia maxillofacciale, la faccio un esempio così, non posso operare tutti i giorni, devo operare il martedì o il mercoledì o il giovedì assegnato, mancano gli anestesisti, manca l'equipe operatoria, verifichiamo. Perché la Corte dei Conti, una questione che mette in campo e rimprovera allo Stato, il Ministro riporta alle regioni, che sono state autorizzate ad assumere, vabbè, dice non si trovano medici, quello che volete voi. Allora, se non abbiamo medici disponibili, vediamo per quale motivo non sono disponibili, eventualmente, come abbiamo fatto i nostri medici, giovani figli, che vanno a lavorare in Europa, possiamo importare medici da altri paesi, perché tutto, al di là del colore, sono delle persone qualificate, spero, e quindi dobbiamo attivarci. Ora, il problema dei medici, secondo me, è un problema che ci porterebbe lontano, magari si potrebbero accendere delle polemiche. Per me il medico in questo momento ha troppe cose da fare, quindi il pubblico non lo attrae, meglio stare fuori che stare dentro. Cosa serve allora? Serve una maggior appeal da parte del servizio pubblico in sanità? Ma certamente, guardi che il pubblico deve essere competitivo rispetto al privato, invece noi ci troviamo che il privato è più competitivo del pubblico. E quindi qua il gap aumenta sempre di più. Per le liste d'attesa è un problema secondo me anche organizzativo, perché ho assistito personalmente a visite dove lo specialista aveva 7 visite prenotate, se ne faceva 3, 4 non si presentano. Quindi lì c'è anche un problema. Non dobbiamo pensare che una persona che deve fare una visita specialistica possa aspettare un anno, se la va a fare in qualche posto a pagamento, fuori regione, andare fuori, quindi magari poi se ne fregherà di andare a disdire, cioè questa è una cosa diseducativa, a disdire la visita che ha già fatto, ma non la disdice perché non perché lo dimentica, per dire vabbè voi mi avete fatto aspettare un anno, io non vi dico nemmeno perché l'ho già fatto. E però comunque un ultimo dato, poi magari ci lasciamo, perché parliamo di quelle che sono le prestazioni ambulatoriali,
che sono anche queste in ritardo, quelle urgenti, nel 2024 hanno fatto registrare un ritardo quasi del 37%, 36,4%, con attese che oscillano dai 100 giorni ai 280 giorni. È chiaro che una persona che ha una visita urgente da fare non può aspettare 100 giorni, addirittura 280, parliamo di un anno quasi praticamente per una visita, quello che diceva lei. E allora va a trovare la soluzione, la farà se ha la possibilità a pagamento, ma con grande sacrificio. Quindi è forse un problema di organizzazione. Torniamo nello smaltire quelle che sono anche le visite che si devono fare entro i 10 giorni, perché anche quelle che hanno una priorità a 10 giorni hanno delle liste di attesa che sono veramente impressionanti, oltre il 46%, quasi il 47% di ritardo. Mi dà l'occasione di ricordare un'altra cosa, che il decreto legislativo 29 aprile del 98, l'articolo 3,13, prevede che in caso di urgenza l'utente può fare ricorso al direttore generale dove ha prenotato la visita e glielo devono fare in intramenia senza pagare, se non paghi il ticket, con il pagamento del semplice ticket. Ma io le dico di più, la normativa anche dell'intramenia prevede anche, se no i popolari, non so, sono controcorrente, ma prevede anche il blocco dell'attività di intramenia in caso di liste di attesa prolungate. Quindi la legge va applicata per tutti, non soltanto per una certa qualità di gente, altre no. Quando si parla dell'833, dell'universalità, uguaglianza, equità, sono atti sanciti anche dalla Costituzione. La Costituzione giustamente oggi, le faccio sembrare una cosa strana, ma che... Adesso aspettiamo un attimo, risolviamo il problema con questa chiamata, No, dobbiamo anche salutarci. No, questo è importante, questo è importantissimo. Noi dobbiamo soltanto pensare anche ad applicare le leggi, non soltanto per in positivo, anche quando ci fanno del male. Anche perché l'intramenia fatta a pagamento dei professionisti, io non dico di togliergli l'intramenia, assolutamente no. Però, dato che ci sono i fondi a disposizione e non riusciamo anche a spenderli, invece di pagare l'utente l'intramenia, gliela paga la direzione, l'ASP. Si sostituisce all'utente, al pagamento di intramenia, e continuando a pagare i professionisti di intramenia senza togliere nulla al professionista, per carità. Però quindi avere risorse e non utilizzarli è un peccato. Grazie allora a Francesco Prete, che è il presidente dell'associazione Ti Dice. Grazie per essere stato con noi questa mattina. Ci dobbiamo fermare ancora, ci sono le pillole di almanacco e dopo torniamo. Il 6 maggio di ogni anno si celebra la Giornata Mondiale del Colore, durante la quale i bambini e gli adolescenti di tutto il mondo sono chiamati a dare sfogo alla loro fantasia e usare matite, pennarelli, tempere e pastelli per riempire di tante tonalità diverse i propri disegni preferiti. L'iniziativa è stata ideata nel 2008 dall'azienda tedesca Stedler con l'obiettivo di incentivare la curiosità nei più giovani e sensibilizzarli nei confronti di tematiche importanti. È ormai noto a tutti quanto l'intelligenza artificiale stia compiendo passi da gigante. Le innovazioni ad essa associate sono infatti in grado di ridurre sempre di più delle distanze non sempre facili da colmare, come quella della lingua dei segni, mezzo di comunicazione di estrema importanza, ma non conosciuto dalla maggior parte della popolazione. Per ovviare a questo problema, un team di ricerca della Cornell University ha sviluppato Spellring, un anello dotato di intelligenza artificiale capace di tracciare in tempo reale le dita mentre compongono lettere dell'alfabeto manuale. Questo innovativo dispositivo potrebbe rivoluzionare la comunicazione per le persone con problemi uditivi e di mutismo, riuscendo a tradurre in parole i semplici gesti della mano. Al suo interno ospita un microfono e un altoparlante in grado di emettere e ricevere onde sonore con un tasso di accuratezza dall'82 al 92%.
Allora, siamo pronti per sentire diciamo, le previsioni del nostro Marco Amato, le previsioni chiaramente astrologiche per la giornata di oggi. Proviamo a vedere se riusciamo a sentire Marco. Buongiorno Marco. No, non ti riusciamo a sentire. Purtroppo c'è un problema nell'audio e quindi non riusciamo a sentirti. Che cosa facciamo? Chiedo alla regia a questo punto di poter... Ecco, così abbiamo un contributo proprio di Marco e cerchiamo di recuperare Marco se ce la facciamo entro la fine dell'oroscopo che è già preparato per noi. Sentiamolo e vediamo. Buongiorno ai 12, oggi la Luna arriva in Vergine e tenterà di mettere ordine nello zodiaco, vediamo se ci riuscirà. Ariete, un ordine che sicuramente non volete, non contemplate voi Ariete, proprio perché darvi alle passioni per adesso è il must della vostra vita, anche perdervi un po' in un viaggio, in qualcosa che ha a che fare di lontano. Toro, la giornata di oggi è una giornata che vede una Luna molto favorevole, un appoggio di trigono dopo le tensioni col Sole di ieri. Oggi tutto sembra aggiustarsi ed avere comunque una nota affettiva ed amorevole in più. Gemelli, la vostra giornata oggi prevede la Luna in quadratura, un po' di tensione nervosa, soprattutto in famiglia, dove dovrete prestare attenzione ai piccoli e ordinare qualcosa in termini organizzativi per il weekend. Cancro, una giornata oggi che vede una Luna molto comunicativa, una Luna che tenterà di mettere i puntini sulle i e di parlare con fratelli o familiari o pari grado al lavoro che dovranno essere eruditi un po' sulle vostre intenzioni e sulle vostre considerazioni. Esternate con garbo tutto ciò che sentite. Leone, una giornata oggi che vede ancora la solita opposizione di Marte a Plutone, non accenna ancora a farsi più debole, eppure la stanchezza del Sole rincara la dose. La Luna non è bastata a darvi tutta l'energia che vi serviva e oggi avete bisogno di mettere le cose in prospettiva. La Luna in Vergine vi aiuterà sicuramente. Vergine, la giornata di oggi vi vede protagonisti con una Luna che tenterà di rendere tutto un po' più lineare. Le problematiche al lavoro si fanno un pochino più distese e si tenta di trovare dei compromessi, mentre in amore il vostro sentimento si fa più morbido e anche più disposto a comprendere meglio quello dell'altro partner. Bilancia, una Luna oggi un po' curiosa, una Luna che mi mette in testa una serie di sensazioni, di considerazioni, come se aspettaste la risposta o l'esito di qualcosa. Mercurio in opposizione non vi aiuterà a essere troppo comunicativi, cercate di smistare le vostre curiosità affidandole anche a delle persone amiche fidate con cui potervi confidare. Scorpione, una giornata oggi che vede una Luna agire in una maniera molto ordinata e di squadra. Potete contare su collaboratori ed avere a che fare anche con dei referenti affettivi che sostengono e perorano la vostra causa. Oggi avete bisogno di rassicurazione e la Luna in Vergine ve le darà. Sagittario, una Luna oggi di quadratura per voi, una Luna che pone delle difficoltà oggettive, proprio perché il lavoro non lascia spazio ai vostri progetti personali. Dovrete cercare di trovare un po' il punto di equilibrio tra il tempo che vi serve per stare bene e quello che viene obliterato in nome del lavoro e dei doveri. Capricorno, Luna di trigono oggi fantastica che vi permette di fare un ottimo lavoro, di sentirvi bene e anche di abbracciare un po' delle nuove filosofie di vita e delle nuove prospettive. Una crescita spirituale sembra essere il leitmotiv della giornata. Acquario, la vostra giornata oggi porta la buona notizia che la Luna non è più in opposizione, è una Luna che diventa più tecnica, meno emozionale, come piace a voi. L'opposizione con Marte ancora fa rimanere quella tensione di fondo che Venere tenta in tutti i modi di sistemare proprio dalla sua posizione amica in Ariete, ricordandovi che l'amore è una cosa bella. Pesci, la vostra giornata oggi prevede l'opposizione della Luna, un po' di alti e bassi umorali e soprattutto la valutazione di qualcuno che non vi convince più di tanto. Parlatene con colleghi o con il partner. Allora, finalmente riusciamo a sentire forse Marco in diretta live. Buongiorno Marco.
Buongiorno Angelo, buongiorno Sicilia, ce l'abbiamo fatta finalmente. Finalmente ce l'abbiamo fatta. Quindi diciamo che da domani mattina riprenderemo il solito collegamento, incrociamo le dita, ovviamente ci racconterai le vicende, diciamo, delle stelle proprio live. Ci faceva piacere però sentirti finalmente di nuovo in collegamento in diretta con noi. Allora, a domani? Grazie infinite. A domani con immenso piacere. Ciao Angelo. Grazie Marco. Adesso una pillolina dai quotidiani con Emanuela. A proposito di collegamenti, dobbiamo dire addio a Skype, un'app che ha rivoluzionato il nostro modo di comunicare, perché ieri è stato il giorno dello switch off, quindi la parabola di Skype. Siamo su Repubblica, addio all'app che aprì l'era delle telefonate gratis. Era nata il 29 agosto del 2003, venne lanciata la prima versione da 2 giovani ed è stata sviluppata in Estonia. Poi chiaramente tutte le grandi big tech, quando c'è un'idea rivoluzionaria e pazzesca, hanno tentato di metterci le mani sopra. Il primo ad acquistarla fu eBay, che ha comprato l'azienda per 2,6 miliardi di dollari e nel 2009 cede il 65% della sua quota. Passa poi a Microsoft per 8,5 miliardi di dollari. Pensa che nel 2016 aveva 300 milioni di utenti. Poi però cosa è successo? Durante il periodo del lockdown sono nate altre app, quindi è stata superata dalle concorrenti come Zoom, FaceTime e Teams, prodotta sempre da Microsoft. E quindi ieri, il 5 maggio 2025, il giorno dello switch off, gli utenti sono scesi a 36 milioni, quindi da 300 milioni siamo passati a 36 milioni e quindi sono passati tutti a Teams. Questa è la storia appunto di Skype. Dopo 22 anni appunto Microsoft ha deciso di chiudere questo software per le chiamate via internet e puntare appunto soltanto su Teams. Grazie Emanuela, Angelo. noi ci dobbiamo fermare, siamo anche un po' in ritardo. Grazie a tutti per essere stati con noi, ci ritroviamo con Buongiorno Sicilia domani mattina. Adesso chiaramente ci salutiamo come sempre in musica.